Benvenuti in un altro video di Mastica l'Italiano. Ci troviamo in un altro video di viaggio. Mi trovo sempre in Francia, questa volta a Provins, città non proprio famosissima che si trova a circa 1 ora e mezza di treno da Parigi. Provins si trova al sud-est di Parigi, a circa 80 km di distanza. È famosa per essere una città medievale con molta storia. Infatti nel periodo di giugno circa molte persone vengono qui perché Provins è famosa per la storia medievale, ma anche per la coltivazione delle rose. A giugno ci sono tantissime manifestazioni medievali con persone, artigiani vestiti con gli abiti dell'epoca, e quindi un'ottima attrazione per i turisti. Ma ahimè, non siamo in primavera, siamo in inverno, quindi la città è abbastanza, diciamo, calma, potrei dire, però è una buona occasione per visitarla senza troppa confusione. Seguitemi per altre informazioni su questa interessantissima città. A dopo. Bene, volevamo entrare nei sotterranei, ma abbiamo appena scoperto che sono aperti al pubblico solo il sabato e la domenica, quindi per informazione, se volete visitarli, venite solo nel weekend. Le informazioni interessanti da sapere su questi sotterranei erano che venivano utilizzati dai commercianti per depositare la merce, perché Provins era una città famosa per il commercio, e poi una delle cose più interessanti era che nelle mura di questi sotterranei si possono vedere dei simboli esoterici. Andiamo avanti con la nostra perlustrazione della città. Scusate il fiatone, siamo in salita, vi faccio vedere il bel paesaggio. La bellissima chiesa che vedete dietro di me si chiama Collegiale di San Chirias, che è una chiesa del periodo romanico del XII secolo, però apparentemente non è stata mai terminata. Figa. Della serie Viaggi fortunati non possiamo entrare in questa chiesa perché, come dice il cartellone in francese, questa chiesa ormai fa parte del liceo accanto, quindi non è possibile visitare la chiesa. Andiamo avanti. Questa torre che vedete dietro di me si chiama Tour César, è il simbolo della città e offriva una vista strategica su tutta la città. Solo a titolo informativo, è il 30 gennaio 2025, ci sono 8 gradi ma percepiti la bellezza di 5 gradi. Non si sta malissimo, ma l'umidità è al 100%, quindi diciamo che il freddo si sente nelle ossa.
appena scoperto che lo zucchero filato in Francia si chiama Barbapapà. Cartone animato probabilmente risalente agli anni '80 di cui mia mamma era appassionata. L'edificio che vedete alle mie spalle è la Grange Odim, che sarebbe un mercato del Medioevo, un mercato al chiuso dove venivano esposte e vendute le merci, ma anche veniva usato per pagare le tasse. Come avete potuto vedere, sono stato in un negozio di souvenir dove stavo cercando delle calamite perché faccio la collezione delle città in cui vado, ma calamite non ce n'erano e c'erano solamente prodotti a base di rosa, dalle caramelle che mi hanno fatto assaggiare, abbastanza buone, ai profumi, ai prodotti per la pelle, alle creme e cose di questo tipo, perché come dicevo all'inizio di questo video, qui la rosa è praticamente uno dei simboli della città. Quindi qui troverete quasi tutto, anche le decorazioni dei negozi hanno sempre delle fantasie con delle rose. In questo momento sta piovendo e mi trovo proprio sulle mura della porta di Saint-Jean, la porta diciamo più antica della città. E le mura di questa città, di Provence, sono ancora diciamo in perfetto stato. Si estendono per circa 1200 metri di lunghezza. Ovviamente il tempo è veramente una schifezza, non è proprio dei migliori. Adesso vi faccio vedere anche la porta di Saint-Jean, che è appunto l'entrata della città. Ecco, questa è la porta di Saint-Jean, niente di speciale perché ormai ci passano le macchine. E adesso però torno verso la stazione del treno perché il tempo sta peggiorando. Questa qui che vi ho fatto vedere prima è la piazza principale del paese e si chiama Place du Châtel. Abbiamo come vista la Tour César. Una cosa che ho notato è che è pieno di bambini che escono da scuola a quest'ora, però non c'è un ristorante aperto, sono tutte cose chiuse oppure in ristrutturazione, quindi adesso ce ne torniamo verso la stazione, torniamo a Parigi e mangiamo qualcosa lì, anche se devo essere sincero ho già mangiato una piccola quiche al pomodoro e al tonno, 4,90 €.